Un tavolo tra Ministero, aziende e lavoratori per discutere la vertenza Electrolux entro 2 settimane. Questo è l'annuncio diffuso a seguito dell'incontro tra il Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi, il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti e i vertici del colosso svedese del freddo. I ministri hanno espresso la disponibilità del governo a dare tutto l'appoggio necessario per sostenere prospettive di produzione e sviluppo occupazionale in Italia e stanno valutando interventi di sostegno al costo del lavoro. Ma da Susegana immediata la replica dei lavoratori. È troppo il tempo che è stato sprecato dal governo. Noi continuiamo con la protesta. Non è tanto e solo la convocazione quanto l'inizio di soluzioni durature che permettano di superare questa vertenza delicata e difficile. Per questo nella giornata di domani si svolgeranno le assemblee dei dipendenti e venerdì mattina la protesta porterà i dipendenti a formare una lunga colonna di auto lungo la Pontebana, da Susegana allo stabilimento di Porcia. Si intende partire da Susegana e fare il tragitto fino a Porcia con le auto, a passo di lumaca si dice. Il tempo sarà, ci vorranno 2 ore arrivare giù, poi arriveremo lì, faremo una mezz'ora insieme ai nostri colleghi di Porcia per poi rientrare. Insieme ai lavoratori ci saranno anche i primi cittadini dei comuni interessati dalla vertenza Electrolux. L'invito a partecipare alla manifestazione è stato esteso al governatore del Veneto. Venerdì peraltro sono a Roma e ho notizia adesso di questa manifestazione, però diciamo che tutto quello che avviene all'interno dell'alveo della legalità, del rispetto delle regole, ben venga. Electrolux non è solo un contenzioso di un'azienda, rappresenta anche una realtà che fa scuola. Ora quindi si attende la definizione del piano industriale dell'azienda, ma i tempi stringono. A fine aprile Electrolux concluderà le investigazioni negli stabilimenti italiani e proporrà le soluzioni per il futuro dell'impresa. I ritardi dovuti anche ai cambi di governo fatti per straordinari finché si vuole, ma nel frattempo il tempo scorre e Electrolux, come si sa, ha messo un termine, il termine è il mese di aprile, inizio maggio, e si sta avvicinando pericolosamente. Noi crediamo che bisogna fare l'impossibile per avviare un confronto e delle soluzioni a questo punto in tempi purtroppo anche molto stretti.